Creatività. Creatività. Cerchiamo di fare il punto su che cos'è la creatività, da dove nasce. Dio molti e molti anni fa attribuì ad ogni popolo una funzione. Esatto. I tedeschi, Robe tecniche, così. No, gli svizzeri, precisione, poi però hanno deciso di fare il cioccolato, ma non è questo il problema. gli americani, Americani sono americani, alla nuova frontiera. cinesi Cinesi aspettano un po', stanno arrivando, ma non c'è tempo. e gli italiani creativi. Creatività. Poi siccome Dio si rese conto che dare la creatività a tutto un popolo sarebbe stato effettivamente Poco bello. poco bello, Ci ha cosa messo. fece? Ci fece abitare in Italia. Ecco. Per cui noi usiamo tutta la nostra creatività per arrivare a superare la cena, mettere insieme il pranzo con la cena. Cioè tutti quanti partono da qui, noi italiani che siamo i creativi partiamo da qua. Perfetto, là di fondo. Poi fai la Quando corsa. arriviamo qui siamo creativi Poi ma stanchi. immaginate di essere a uno start di una corsa di 100 metri ostacoli, partite e vedete il francese che è 50 metri più avanti. Ora, per quanto voi possiate essere veloci, non arriverete mai prima il francese, perché lui parte 50 metri 50 avanti. metri. Vai. Allora, che cosa manca? Abbiamo 2 minuti però, volevo dirti abbiamo 2 minuti. Allora, che cosa manca a noi italiani? Manca il concetto di sistema. Ecco. Allora, manca il concetto di sistema. Cioè, che cosa succede? Noi, per esempio, osservate quello che succede. Si fa un convegno e cosa succede normalmente? Arriva il politico, usa 3-4 minuti e poi se ne va via. Quindi non sa assolutamente nulla di quello che si parlerà dopo. Qualche volta lui arriva anche a metà del convegno, ma non è che poi visto che è arrivato a metà si ferma fino alla fine. No, fa l'intervento, bloccano tutti i convegni, guardi, siccome è arrivato il politico, fa l'intervento e poi lui ciao. Passato un minuto, passato un minuto, ora parliamo di cose serie. Cosa? Noi oggi Quanto abbiamo parleremo pochissimo. Noi oggi parleremo di come si può educare la creatività. Domanda: si può educare la creatività? No, non si può educare. Tu puoi insegnare a un bambino a scrivere, puoi insegnare a un bambino a leggere, puoi insegnare a un bambino a andare in bicicletta, puoi insegnare a un bambino di un'altra cosa, a fare una torta, qualsiasi cosa. Però la creatività non si può insegnare, bisogna essere pronti. Cioè, l'unica cosa che noi possiamo fare è quella di far sì che un bambino abbia delle antenne ritte, veloci, in modo che possa capire le cose che Posso succedono. intervenire? Vai. È il colpo di fortuna. Colpo di fortuna può arrivarti, ma se non sei lì quando ti arriva, tu non la becchi, quindi devi essere lì pronto a sfruttarlo. Quindi non possiamo educare la creatività, perché come diceva Pablo Picasso, e qui noi chiudiamo Chiudiamo, diciamo insieme? insieme, 1, 2, 2, 3. 3, io non cerco, trovo. Quindi bambino. Ah, pensavo fosse finito. No, scusami, scusa. Quindi, Io bambino, rifaccio. Io non cerco, trovo e continuo. rimani qua. E cosa si può fare? Si può solamente essere attenti, avere, come si diceva prima, molta attenzione per far sì che se la creatività ti capita addosso, tu sei allenato a catturarla. E così noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ragazzi, ciao. Ciao ragazzi.